Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Buonasera dalla redazione TG10, i titoli, gli argomenti che tratteremo in questa edizione del nostro telegiornale. Dall'armadietto blindato della delegazione di Castrolibero sono spariti 5.000 euro. Il sindaco Giovanni Greco ha presentato denuncia ai carabinieri, ha avviato un procedimento interno al municipio. Piano di investimenti per i piccoli comuni della Calabria. La legge di bilancio 2019 stanzia 20 milioni di euro. Obiettivo: riqualificare e migliorare la qualità della vita dei borghi. Le fiamme hanno distrutto 13 baracche nella tendopoli di San Ferdinando, 40 le persone sfollate, l'incendio divampato nella notte di San Silvestro. Il 2 dicembre scorso l'ultimo rogo in cui ha perso la vita un 18enne del Gambia. Notte di paura a San Gregorio di Ippona, 30 i colpi esplosi contro una palazzina, nessun ferito. Effettuati interventi chirurgici di alta specializzazione su 2 neonati all'Annunziata di Cosenza. I bimbi erano nati con rare e gravi malformazioni all'esofago e all'intestino. Cosenza blindata per la notte di San Silvestro, ha funzionato il piano di sicurezza messo in atto dalla questura. Nessun incidente. Cosa resta di questo rapido passaggio tra il vecchio e il nuovo anno? Beh, tanto o poco, dipende dai punti di vista e dall'intensità con la quale è stato vissuto questo susseguirsi rapido di eventi, il tramonto e l'alba, come quello della politica tradizionale che ha conosciuto la sua Waterloo il 4 marzo scorso e che stenta ancora a rimettere in sesto le sue truppe. Restano i simboli di un mondo che cambia rapidamente, che spinto dall'era digitale sta trasformando radicalmente le nostre vite. Restano le parole del presidente Mattarella che invita a spegnere il fuoco dell'odio sociale, che esalta il ruolo della comunità e promuove i buoni sentimenti. Qua giù resta la Calabria col suo gravame di problemi irrisolti, coi suoi giovani che vanno via, con le inchieste giudiziarie che disvelano scenari inquietanti, con una politica debole, anzi debolissima, senza punti di riferimento e senza leader. Un punto è a capo continuo, alla ricerca di quel qualcosa che somiglia molto all'attesa di Godot. Anche qui i veleni non mancano. Anche queste latitudini, il livore sociale corrode anima e coscienza. I report economici non sono incoraggianti, il lavoro continua a mancare, le imprese continuano a chiudere, a volte percorrendo le strade delle nostre città si ha l'impressione di un day after fatto di serrande abbassate e di un profondo senso di malinconia e di solitudine. Nulla si è modificato in questo anno che ci lasciamo alle spalle. Continuiamo a raccontare di sanità negata, così come di diritti e di aspettative tradite. Non si è mosso granché nel calderone delle promesse. Roma vista da qui è sempre più lontana, così come Bruxelles. I fondi europei che dovevano accompagnare la regione nel nuovo mondo giacciono nei cassetti e vivono nelle graduatorie mai definitive. C'è tanta improvvisazione nella definizione di un'idea di governo. Si procede sempre a tentativi, ieri come oggi, e forse anche domani sarà così. Si va avanti con la speranza che prima o poi il cambiamento investirà anche questa terra, ma non si capisce bene come e quando. Intanto i nostri piccoli centri si spopolano, le forze attive della società progettano altrove, contribuendo a rendere migliori le città adottive. È una Calabria sempre più in là con gli anni, dove, se non ci fosse il tesoretto delle pensioni, la quota di povertà, già paolosamente elevata, sarebbe insostenibile. Ma la nostra regione, ci viene ricordato spesso, è bella, mare, montagna e arte, che tradotto significa turismo, ma c'è un piccolo particolare. Non siamo in grado di mettere a frutto l'oro. Insomma, l'orizzonte è confuso, incerto e indecifrabile, ma non è una novità, è da sempre così. Il nuovo anno è iniziato da poche ore e la speranza è d'obbligo, almeno in questa fase. Buon anno a tutti.
Ancora buonasera, questa è la copertina del nostro direttore Attilio Sabato e adesso cominciamo con Castrolibero, un fatto di cronaca. Ha aperto il 2019, spariti 5.000 euro da un armadietto della delegazione comunale nel Cosentino. Il sindaco Giovanni Greco ha presentato denunce ai carabinieri. L'ammanco è stato scoperto prima di Natale ma è stato reso noto soltanto oggi. Ecco l'armadietto blindato dal quale prima di Natale hanno portato via qualche migliaio di euro. Ad accorgersi del furto il comandante della Polizia Municipale di Castrolibero, che ha immediatamente allertato il primo cittadino. Il comandante della Polizia Municipale che si è accorto dell'ammanco e che ha subito prontamente denunciato il fatto, ripeto, ai carabinieri. Quindi lo ha fatto prima avvisando il sottoscritto e poi però abbiamo ritenuto subito opportuno velocemente denunciare quest'ammanco. Le indagini sono in corso e si stanno visionando anche le telecamere di videosorveglianza poste nella zona, quindi in poco tempo il caso potrebbe essere risolto. Il 17 dicembre ci siamo accorti di questo ammanco di denaro, sono i proventi di diritti di segreteria e di carte d'identità, che ovviamente periodicamente poi vengono trasferiti alla tesoreria. Abbiamo depositato una denuncia, lo ha fatto il comandante della Polizia Municipale, poi l'ho fatto anch'io in qualità di sindaco presso l'Arma dei Carabinieri, che sta facendo delle indagini e abbiamo fiducia che l'Arma possa, rispetto anche alle indagini che sta conducendo, arrivare a chi ha diciamo, eseguito questo furto. Ecco, che lo faccia anche nel più breve tempo possibile, insomma, per chiarire ovviamente il fatto. Intanto le indagini proseguono, anche perché non ci sono segni di effrazione. Le telecamere nella zona, anche rispetto a diciamo, ad alcuni esercizi commerciali che sono adiacenti, quindi si stanno acquisendo anche questi atti e rispetto a questi poi si concluderà, spero, l'indagine. Cifra di tutto rispetto, ma spiccioli in confronto ai 20 milioni di euro per i comuni della Calabria al di sotto dei 20.000 abitanti, misura compresa nella legge di bilancio 2019, obiettivo riqualificare e migliorare la qualità della vita di chi vive nei piccoli centri. Vediamo. Risorse per i comuni inferiori a 20.000 abitanti previste nella legge di bilancio 2019. In particolare per la provincia di Cosenza sono disponibili 7.340.000 euro, per Catanzaro previsti 3.660.000 euro, Crotone 1.460.000 euro, Vibo Valentia 2.330.000 euro, infine Reggio Calabria 5.180.000 euro. In totale saranno 19.970.000 euro destinati agli enti locali della Calabria, soldi finalizzati alla messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici e per il patrimonio comunale. A renderlo noto Alessandro Melicchio, deputato calabrese del Movimento 5 Stelle. Le risorse, fa sapere Melicchio, verranno stanziate dal 10 gennaio e i lavori dovranno partire entro il 15 maggio. Gli importi variano da 40.000 a 100.000 euro per ogni amministrazione. Abbiamo previsto, si puntualizza, la revoca dei stanziamenti in caso di mancato rispetto delle scadenze per dare impulso immediato agli investimenti nelle infrastrutture. Le risorse saranno stanziate per il 50% all'avvio dei lavori e per il restante 50% dopo l'invio del certificato di collaudo. Quello inserito è un vero e proprio meccanismo di controllo. Obiettivo: riqualificare e migliorare la qualità della vita nei piccoli comuni. Ancora roghi a San Ferdinando, 40 le persone sfollate dalla tendopoli, nel Reggino 13 le baracche distrutte nell'incendio di Vampato nella notte di San Silvestro. L'ultimo rogo in ordine di tempo, il 2 dicembre scorso, un mese fa, a perdere la vita un 18enne del Gambia. Vediamo. L'ennesimo prevedibile incendio nella baraccopoli di San Ferdinando, prevedibile perché il freddo pungente di questi giorni non lascia scampo ai quasi 1.700 migranti residenti nella tendopoli di Fortuna, posteggiati in condizioni disumane per l'avvio della campagna di raccolta delle arance. L'unico modo per scaldarsi è quello di creare dei fuochi in bracieri di Fortuna e delle scintille con molta probabilità nella notte di San Silvestro hanno causato il rogo. Le fiamme hanno distrutto le strutture fatiscenti delle baracche
e 42 extracomunitari sono rimasti senza un tetto. Sono in corso accertamenti per stabilirne le cause, ma il gelo di questi giorni non lascia alibi. Decisivo per evitare più gravi conseguenze si è rivelato l'immediato intervento degli uomini del presidio fisso, dei vigili del fuoco e del personale delle forze di polizia giunti sul posto nel giro di pochi minuti. Si tratta dell'ennesimo incendio che si abbatte sulla vecchia tendopoli di San Ferdinando. Il primo e più spaventoso è avvenuto lo scorso anno, precisamente il 27 gennaio, il quale ha provocato la morte della giovane nigeriana Becky Moses. L'ultimo meno di un mese fa, incendio che ha provocato la morte del 18enne gambiano Surawa Yaite. Sull'accaduto il prefetto di Reggio Calabria Michele Di Bari ha convocato nella mattinata di ieri un vertice urgente con polizia, guardia di finanza, carabinieri, vigili del fuoco e con il sindaco di San Ferdinando. Nel corso della riunione tecnica sono state disposte una serie di attività per la sistemazione alloggiativa dei migranti. È già in atto la possibilità di accogliere coloro per i quali ricorrono i presupposti di legge nei progetti SPRAR ed è stato inoltre disposto l'allestimento di altre tende. Ed è stata avviata una decisiva intensificazione dei servizi di vigilanza nell'area in questione. Altri fatti di cronaca nei nostri 100 secondi, vediamo. Indagini in corso da parte dei carabinieri per risalire agli autori degli spari contro uno stabile a San Gregorio di Pona nel Vibonese. Circa 30 colpi di revolver esplosi. I proiettili hanno attinto sia le mura esterne del palazzo sia alcuni ambienti di 3 appartamenti all'interno dei quali vivono altrettante famiglie anche con bambini. Danneggiati dalla pioggia di proiettili i vetri delle finestre, qualche mobile e alcune suppellettili. Nessuno è rimasto ferito. Riunione tecnica in prefettura a Reggio Calabria dopo l'incendio dell'auto in uso all'ex moglie di un collaboratore di giustizia. Il fatto si è verificato in un comune della Piana di Gioia Tauro dove la donna risiede, disposta una intensificazione delle misure in atto. Botti di Capodanno, 8 i feriti in Calabria, il maggior numero di persone che hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari si è registrato a Crotone e provincia. L'episodio più pericoloso si è verificato nella città pitagorica dove un uomo per l'esplosione di un petardo si è procurato una ferita alla mano ed è stato sottoposto ad intervento chirurgico. 2 le persone rimaste ferite a causa dei botti nel Cosentino, un uomo di Fagnano Castello che ha riportato la frattura della mano ed escoriazione al torace e al volto e una donna di Rossano con un occhio ustionato. Una persona è rimasta ferita alla mano anche a Catanzaro. Un cortocircuito sarebbe la causa dell'incendio che ha interessato un appartamento a 2 piani alla Mezzia Terme. L'incendio, secondo i primi rilevi, è di origine accidentale. Il cortocircuito è avvenuto all'interno di un locale adibito a ripostiglio. I proprietari si trovavano al piano inferiore quando hanno avvertito un odore acre di plastica bruciata. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato la propagazione dell'incendio all'intera abitazione. Effettuati interventi di alta chirurgia alla Annunziata di Cosenza, di alta specializzazione. I bimbi erano nati con rare e gravi malformazioni all'esofago e all'intestino. Sentiamo. Sono stati effettuati in queste sale operatorie all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza 2 interventi di alta specializzazione chirurgica di particolare complessità eseguiti nei giorni scorsi nelle unità di neonatologia e chirurgia pediatrica. È stato il dottor Fazi Jweiki a eseguire gli interventi su 2 neonati, un bimbo e una bimba, affetti da gravi malformazioni. Uno presentava una malformazione intestinale con atresia estesa a livello ileale e l'altro una rarissima malformazione esofagea con atresia completa dell'esofago associata ad atresia anale. Le atresie intestinali, ha spiegato Gianfranco Scarpelli, direttore del Dipartimento Materno-Infantile, sono quadri complessi, dovuti a un arresto del normale sviluppo dell'intestino, con conseguente ostruzione e perforazione intestinale, con peritonite chimica, come verificatesi in questo caso molto raro. A questa malformazione era associata anche una grave atresia anale, dovuta a un arresto della crescita intestinale che non aveva permesso la formazione dell'ano. Le atresie esofagee, invece, si caratterizzano per la mancata crescita dell'esofago, di cui manca una parte estesa. Nel caso concreto, la difficoltà era rappresentata dal collegare i 2 monconi residui. Le malformazioni dei 2 bambini erano state scoperte durante la gravidanza nel reparto di ostetricia e ginecologia, una diagnosi prenatale che si è rilevata decisiva per la risoluzione dei problemi rilevati sui feti. I genitori dei 2 bimbi, in entrambi i casi, hanno scelto di affidarsi agli specialisti dell'Annunziata per i delicati interventi chirurgici. Il nuovo anno si apre con una buona notizia per chi vuole investire e creare impresa in Calabria. Gli incentivi di Resto al Sud sono estesi agli under 46 e liberi professionisti.
Il nuovo anno si apre con un incentivo destinato a chi crea lavoro nel meridione, una misura testata nel 2018, parliamo di Resto al Sud, che lo scorso anno ha contato 2.200 nuove imprese e la creazione di 8.200 nuovi posti di lavoro. Insomma, se aiutati i giovani della Calabria, ma anche quelli di Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia non fanno le valigie ma restano nella propria regione. Agevolazioni che hanno funzionato e che si è deciso di incrementare, anzi di estendere agli under 46 e ai liberi professionisti. Lo scorso anno potevano accedere gli under 36. In una nota, Invitalia ricorda che il finanziamento Resto al Sud copre il 100% delle spese ammissibili e consiste in un contributo a fondo perduto pari al 35% dell'investimento complessivo e un finanziamento bancario pari al 65% dell'investimento complessivo garantito dal Fondo Garanzie per le piccole e medie imprese. L'importo massimo del finanziamento erogabile è di 50.000 euro per ciascun socio, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200.000 euro. Le domande, corredate da tutta la documentazione relativa al progetto imprenditoriale, vanno inviate a Invitalia attraverso la piattaforma dedicata accessibile dal sito invitalia.it. Le imprese nel Sud, che risente ancora degli effetti della crisi, hanno bisogno non solo del sostegno per tagliare il nastro dell'inaugurazione, ma di essere seguite e sostenute per crescere e nel contempo far crescere l'economia dei territori. Buone notizie per la Calabria, dicevamo, una regione dove può succedere anche che un centro per l'impiego chiuda per invasione di topi. È successo a Vibo, in effetti il centro per l'impiego di Vibo Valentia è stato chiuso perché i locali sono stati infestati dai ratti. L'invasione si è determinata, secondo quanto è stato possibile appurare durante il periodo di chiusura dell'ufficio per le festività natalizie. I topi hanno ballato per Natale nella sede, il centro in attesa della deratizzazione è stato temporaneamente chiuso, trasferito in altri locali, ma con una riduzione del servizio soltanto alle pratiche urgenti, anche a causa della possibilità di usare un solo terminale. Molti utenti così hanno dovuto rinunciare all'utilizzo del servizio per poi tornare quando sarà ripristinata la regolarità. E adesso parliamo della festa di Capodanno, in 50.000 in piazza per brindare al 2019, musica fino all'alba in tutta la città per il Capodanno diffuso a Cosenza. Neanche la pioggia insistente e il vento gelido di tramontana hanno fermato il Capodanno cosentino. Sono state oltre 50.000 le presenze al grande concerto di Carmen Consoli e Fabri Fibra, segno evidente che la musica unisce e non divide. La prima a salire sul palco dopo la mezzanotte è stata Carmen Consoli. La cantantessa, con le sue parole cantate e suonate e la sua raffinata eleganza, ha ammaliato una folla oceanica con un concerto di oltre un'ora. È stata poi la volta dello scatenato Fabri Fibra, che ha mandato letteralmente in visibilio migliaia di giovani che hanno cantato, ballato e gioito con il maestro del rap. Bella raga, ciao Cosenza, buon anno, benvenuti a tutti! Al termine del concerto, altre piazze della città si sono riempite. Locali strapieni, persone che ballavano e cantavano per strada. A Piazza Bilotti si è ballato fino all'alba con Radio Studio 54. Linguaggi e luoghi che si sono integrati, dando vita ad una grande festa urbana in un viaggio attraverso la città nuova e antica. In piazza 15 marzo, nel cuore del centro storico, è stata l'energia di Rachele Bastreghi e Fabio Nirta a dare il benvenuto al 2019. Il progetto di Cosenza, capitale calabrese di cultura e spettacolo, ha dato i suoi frutti, offrendo a migliaia di turisti e visitatori l'immagine di una città accogliente, sicura, gioiosa e festante, che ha salutato il nuovo anno con un successo senza precedenti. Auguri, auguri! Buona Cosenza a tutti!
Grande festa e macchina della sicurezza che ha lavorato e funzionato alla perfezione. Sentiamo. Sì, è arrivato. I centralini della sala operativa della questura di Cosenza squillano incessantemente. Oggi è una giornata alquanto calma rispetto al 31 dicembre scorso, quando uomini e mezzi erano impegnati per la notte di San Silvestro e gli eventi in programma in città. È un impegno molto importante perché abbiamo programmato tutto per garantire la massima sicurezza e la massima serenità nello svolgimento di un evento così importante. C'è stata una grandissima presenza di persone, quindi abbiamo cercato quantomeno di prevedere il tutto nei minimi particolari. Sono stati impiegati quasi 150 appartenenti alle forze dell'ordine, 200 steward messi a disposizione del comune e in più tutti i supporti dati dal 118, dalla Croce Rossa e dalle altre associazioni. Non si è verificato assolutamente niente di negativo, si è svolto tutto nella massima tranquillità, con grande soddisfazione nostra per il risultato ottenuto. E quindi possiamo dire che è un risultato positivo di cui siamo pienamente soddisfatti come questura. Il bilancio dunque è positivo, ma gli impegni per il nuovo anno sono sempre più incisivi e importanti. Si apre l'anno nuovo con tantissimi progetti che abbiamo in parte iniziato nell'anno che è appena finito, ma altri che prenderanno il via con il 2019. Progetti finalizzati sempre alla legalità, progetti da portare nelle scuole, portare in piazza, e sto parlando di progetti relativi alla campagna sempre che per me e per tutti i miei collaboratori è sempre fondamentale, che è quella contro la violenza alle donne e i progetti di no illegalità da portare nelle scuole. E poi chiaramente tante operazioni di polizia giudiziaria che speriamo di concludere nel corso dell'anno nel modo migliore. Torniamo alla musica, questa volta quella classica, sempre a Cosenza, molto apprezzato l'ormai tradizionale concerto di musica che si tiene a Capodanno nel Teatro Rendano. Il Teatro Alfonso Rendano di Cosenza ha salutato il primo giorno del 2019 con il Galà di Capodanno. A fare gli onori di casa e portare al numeroso pubblico gli auguri dell'amministrazione comunale sono stati il vice sindaco Iole Santelli, il presidente del Consiglio Comunale Pierluigi Caputo, l'assessore Rosaria Succurro e il dirigente del settore cultura Giampaolo Calabrese. Protagonista della serata l'orchestra sinfonica del Conservatorio Stanislao Giacomantonio, diretta dal maestro Giuseppe Finzi, che ha accompagnato anche il soprano Alessandra Maria Rezza e il tenore Raffaele Tassone nell'esecuzione di brani tratti da opere liriche famose. Sottolineata anche da lunghi applausi l'esecuzione del violinista Gianfrancesco Federico. Dal 1 gennaio 2019 inizia una nuova avventura per valorizzare e promuovere i talenti cosentini attraverso la collaborazione continuativa tra l'amministrazione comunale e il Conservatorio di Cosenza, presidio musicale e fucina di talenti. Una formula rinnovata e una nuova visione mirata ad armonizzare, prima ancora delle risorse economiche, le risorse umane e professionali presenti sul territorio. Il Capodanno è un insieme di riti, fra questi c'è anche il tuffo di Capodanno. Noi andiamo a Catanzaro e Crotone per vedere questi temerari che sfidano le temperature rigidissime per gettarsi in acqua. Via, via, via! Il nuovo anno si saluta anche così, con un tuffo nelle gelide acque del nostro mare, una tradizione che si è rinnovata in molti centri costieri della regione. Qui siamo a Catanzaro Lido, dove da 11 anni l'associazione Calabria Un Mare d'Amore organizza il tuffo di Capodanno. In centinaia hanno accolto l'invito e così uomini, donne e anche ragazzi hanno sfidato il freddo tuffandosi in mare. E per noi è un momento in cui dobbiamo portare avanti la bellezza della Calabria e la serenità della Calabria. Oggi è una giornata un po' particolare perché ricorderemo degli eventi negativi che purtroppo abbiamo condiviso
la morte di Leonardo e infatti sulle magliette ci sarà questa scritta, che era un nostro amico che faceva il tuffo con noi ogni primo di anno, e poi oggi ricorderemo pure la famiglia che purtroppo è deceduta in quel tragico evento a Nicastro. Angelo Fria, marito di Stefania e papà di Cristian e Nicolò, le 3 vittime del maltempo che il 4 ottobre scorso ha colpito la Mezza Terme, ha voluto ricordare così la sua famiglia. Per Stefania, Cristian e Nicolò auguriamo a tutti un 2019 ricco di cose belle, di nuovi cambiamenti, sempre nel meglio per la Calabria e per tutti i calabresi. Da Catanzaro a Crotone, dove sono state circa 46 persone a sfidare il clima rigido e a tuffarsi a mezzogiorno in punto, iniziativa giunta alla 22esima edizione. La spiaggia ha accolto non solo i tuffatori ma anche tantissimi cittadini che hanno sostenuto e applaudito chi si è cimentato nel tradizionale tuffo, tanti i veterani ai quali ogni anno si aggiungono nuovi temerari provenienti anche da fuori regione, e quest'anno presente anche un tuffatore proveniente da Bolzano. Beh, poteva andare peggio perché le temperature sono in picchiata nelle prossime ore, ma ce lo dicono gli esperti di meteo in Calabria. Sentiamo. Nelle prossime ore masse d'aria molto fredda di origine artica scivoleranno lungo il bordo orientale di un robusto anticiclone presente sull'Europa occidentale, con i suoi massimi posizionati sulla Gran Bretagna. Causeranno un crollo delle temperature su tutta l'Europa orientale e anche sull'Italia. Sulla nostra regione il brusco calo delle temperature inizierà alla seconda parte della giornata di mercoledì e dapprima si avvertirà maggiormente sulla Calabria settentrionale, per poi estendersi sul resto della regione nella giornata di giovedì. Domani residua instabilità, seppur di breve durata, sui versanti orientali del Cosentino e del Crotonese, con possibili nevicate intorno ai 200-300 metri. Sul Reggino la quota si attesterebbe intorno ai 400-500 metri. Altrove cielo poco nuvoloso. Temperature in deciso calo risulteranno di diversi gradi al di sotto delle medie del periodo. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani mari generalmente molto mossi o agitati, con venti moderati a tratti forti dai quadranti settentrionali. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e buona serata. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.